Buonasera. Siamo intanto con Giorgio Bondovanni, l'attesa dell'arrivo di Sabrina Guzzanti sta arrivando tra pochi minuti. Intanto se ti vuoi accomodare cominciamo un po' a chiacchierare. Io guardando il film mi sono segnato molte cose da chiedere a te e anche a Sabrina. Sabrina sul film in particolare, perché alcune cose mi hanno incuriosito. A te evidentemente che sei, lo ricordo per il nostro pubblico, il direttore di Antimafia 2000, questa rivista, ti occupi in particolare di questi temi. Anche a te molte sono le cose che ti volevo chiedere. Innanzitutto partirei da un'immagine, le immagini che concludevano un po' il film, i volti che sono stati ripresi durante i funerali, e abbiamo visto anche questi primi piani di questi volti, danno quasi la sensazione che la gente che partecipava ai funerali avesse quasi già capito tutto, no? E molte cose sulla mafia vengono dette, tante si stanno scoprendo, molte non le scopriremo mai, però dentro, forse nel cuore di queste persone che venivano inquadrate, c'era forse la consapevolezza di quello che stavano vivendo. Hai avuto anche tu questa sensazione, tu che comunque vieni da queste terre? Grazie, intanto buonasera, ti ringrazio il sindaco e la giunta comunale di questa città. È difficile trovare oggi sindaci e comunque maggioranze che accettano di organizzare questo tipo di manifestazioni, e quindi li ringrazio di cuore da parte mia e di tutti noi. Io vengo da Palermo, quindi la sensazione ogni volta che rivedo queste immagini di 20 anni fa è che sembra che la storia si ripeta. Le vittime dei familiari, prima di tutti, riescono a intuire quello che poi magari dopo 20 anni scopriamo, e che non era solo la mafia. Non c'è solo la mafia. Dietro a queste stragi, a questi delitti eccellenti. Ti riferisci al fatto che c'è anche la politica? Mi riferisco che c'è la politica, ma forse dobbiamo dire lo Stato, uomini di Stato. Grazie a Dio non lo Stato astratto, perché lo siamo tutti noi lo Stato, ma uomini che indegnamente, come dice Salvatore Borsellino, occupano parti dello Stato, ma anche poteri occulti come la massoneria, eccetera, eccetera. Scusa se ti interrompo, è arrivata Sabrina Guzzanti. Buonasera. Subito in diretta sui social oppure tra poco? Va bene. Buonasera. Noi abbiamo cominciato intanto una chiacchierata che poi... Avete tagliato tutti i titoli di coda? No. Li abbiamo letti tutti. Testimone il pubblico. Dite la verità. Sì, sappiamo che c'è ancora il vecchio procuratore. Per quello sta all'inizio. No. Credici. Va bene. Non vi credo. Noi avevamo cominciato la chiacchierata, e, scusa, poi ripartiamo. Finiva un attimo la risposta, prego. Io concludo subito, lascio a Sabina però sono qua a disposizione comunque per qualsiasi poi faremo intervenire anche il pubblico, approfondimento. Sì, quindi noi sappiamo appunto dal dolore delle vittime che non c'era solo la mafia all'inizio, subito, quando accadono queste stragi. Dopo, grazie a ricerche giornalistiche, grazie a magistrati coraggiosi, a forze dell'ordine, insomma a una certa società civile, riusciamo a scoprire delle verità anche agghiaccianti. Ecco, il film, perché del film dobbiamo parlare,
traccia un percorso per quanto riguarda la cosiddetta trattativa mafia-Stato. Il film, ogni volta che lo vedo, purtroppo, non per il film, perché è bellissimo, ma per i fatti che accadono, rimane datato. Noi già sappiamo altre cose sono accadute dopo che è stato creato e diffuso questo film. Attualmente ci sono delle novità sul fronte trattativa mafia-Stato, sul fronte sistemi criminali e quindi la situazione è a nostro giudizio molto grave, perché le ultime vicende che coinvolgono anche il governo, il partito di governo, con l'inchiesta Mafia Capitale, vi danno il quadro che per me è chiaro che il nostro paese in questo momento rischia di diventare un paese mafioso, un paese governato dalla mafia. Rischia di diventare perché sono coinvolti... Era poco fino adesso. No, perché sono coinvolti nelle indagini sulla criminalità organizzata e la corruzione, che sono due facce della stessa medaglia, personaggi che attualmente sono sia al governo che all'opposizione. Questo non è mai accaduto nella storia del nostro paese, anche quando c'era Andreotti, la Democrazia Cristiana, eccetera, eccetera. Quindi questo film ci vuole invitare ad approfondire la situazione, a reagire, non so come possiamo reagire, ma qualche cosa la dobbiamo pur fare. Ti do un dato e poi ascoltiamo Sabina. La Grecia rischia di fallire, come sapete tutti, siamo in una situazione di crisi economica spaventosa, potrebbe coinvolgere anche noi. Voi avete visto alcune facce che sono i capi della mafia, sono solo alcune facce. Ecco, queste organizzazioni criminali producono ogni anno circa 150 miliardi di euro in traffico di droga e di armi. In 2 anni potrebbero pagare il debito pubblico della Grecia, sono 300 miliardi. Se questi capi mafia, insieme ai loro alleati, che vengono definiti dai magistrati, uno in particolare Di Matteo, collusi, decidessero di fare un fioretto, una donazione, cioè 2 anni non vogliamo guadagnare niente, facciamo una donazione, come si fa alla Caritas, e decidono tutti all'unanimità, la Cosa Nostra, l'Andrangheta, la Sacra Colonna Unita, la Camorra e altre organizzazioni criminali minori, decidessero tutti insieme: facciamo una donazione comune alla Grecia, in 2 anni pagano il debito pubblico. Quindi questo vi dà l'esatta misura che cosa sono queste organizzazioni criminali, chi c'è dietro, quali sono i loro, chiamiamoli collusi, alleati. Non vi sto raccontando una favola. Se veramente decidessero di fare una donazione spontanea, questa grande organizzazione criminale pagherebbe il debito pubblico e risolverebbe il problema più grave che in questo momento abbiamo in Europa, che è la Grecia. Lo risolverebbe la mafia con una donazione. Diciamo che anche le casse dell'Italia avrebbero bisogno di qualche donazione. Sì, però avete capito? Gli stranieri. Avete capito? Questo no, però avete capito? Visto che dopo la Grecia. Però avete Gli capito? italiani li devono dare, non ai Visto che greci. dopo la Grecia. Però avete capito lo status del problema, qual è? Quella faccia di Borsellino che ha gli occhi sbarrati e che Sabina ci dice l'agenda rossa. E se quegli occhi sbarrati di Paolo Borsellino, che stanno andando incontro alla morte, avesse scritto nell'agenda rossa questo tipo di discorsi, cioè che la mafia è un autentico Stato nello Stato, a livello economico, eccetera, la metto lì. Grazie. Sabina, ricominciamo dal film. Sono alcune cose mi sono segnato che ti volevo chiedere, che mi incuriosivano guardando il film. Immagino che ti sarai trovata di fronte a una montagna di documenti da studiare, da
approfondire. Qual è stata la difficoltà, la sfida per poi trovare anche il filo conduttore, no? E raccontare la trattativa, studiare appunto questi documenti per poi renderli una sceneggiatura, come poi è stato? Allora, io prima posso dire una cosa che per tradizione dico in tutte le proiezioni per spiegare un po' quello che stiamo facendo. Questo è il numero 600? No, questo lo voglio dire io. Allora, appunto questo è un film che ha avuto una vita molto breve in una distribuzione tradizionale e che poi da ormai 7 mesi è distribuito dal Popolo, perché in tutta Italia sono ormai 7 mesi che associazioni locali, politiche, non politiche, molto i 5 Stelle, le Agende Rosse, altre associazioni antimafia, associazioni di cineforum, cittadini singoli, cani sciolti, come si diceva una volta, organizzano delle proiezioni e ad oggi in 7 mesi ne abbiamo organizzate 653, questa è la numero 653. E quindi stiamo riuscendo a far vedere un film che non si voleva che si vedesse, invece lo stiamo facendo vedere, ormai l'abbiamo fatto vedere al numero di spettatori che normalmente vedono un film di successo, insomma, perché l'abbiamo fatto vedere veramente a tantissime persone. Per tornare alla tua domanda, sì, sicuramente il lavoro di ricerca, di comprensione, perché poi non è che appunto non è che è un lavoro di investigazione, le investigazioni hanno fatto i magistrati, però sono anche 3 procure diverse che ci lavorano da più di 20 anni, ognuna con le sue interpretazioni, ognuna con le sue che dà credibilità a un testimone, che considera un fatto rilevante o non rilevante, quindi il lavoro più complesso è stato certo farmi una mia idea, decidere a chi credere, a chi non credere, cosa considerare essenziale e cosa no, e poi appunto trovare un filo conduttore, cioè dei legami di causa-effetto che ci sono indiscutibilmente, ma che non si trovano naturalmente nei saggi giornalistici, perché non è questo ovviamente il loro lavoro, quindi vedere in che modo sono legate le cose, quali personaggi tornano, in quali circostanze, e cercare di raccontare in sintesi questi fatti che sono avvenuti nell'arco di tanti anni, e quindi dopo appunto delle lunghe pensate mi è venuta questa idea degli attori che mettono in scena, raccontano, perché è un'idea che si può mescolare con la parte del documentario, perché non tutto si poteva raccontare solo con la finzione, non tutto si poteva raccontare soltanto col repertorio o con le interviste. Quanto c'è di repertorio, interviste, quanto c'è di fiction? Beh, l'hai visto quello, spero, no? Sì. Però sei un giornalista, dici... Ci sono alcune scene, per esempio... 200%? No, non la percentuale, ma cioè alcune scene immagino siano state... Non so, no, quelle per fiction si intende le scene con gli attori. Abbiamo visto, per documentario si intendono le altre cose. La scena dove... Ciancimino riceve i carabinieri a casa e a letto, insomma. Anche le scene di finzione sono ovviamente fondate sui fatti, perché non è che se sono di finzione sono inventate, non è che la differenza fra cinema di finzione e documentario non è che uno è inventato necessariamente, certo, e l'altro è vero, perché viene raccontato con... Sono tutte cose realmente accadute, sintetizzate magari un pochino, ma insomma anche spesso sono anche utilizzate le stesse identiche parole che sono state utilizzate quando si conoscono. Due attori in particolare mi hanno colpito, Spatuzza. Infatti, anche secondo me è bravissimo. Che poi non è un attore conosciuto, infatti... Ma nessuno è molto conosciuto, è in verità. Però sì, lui non fa neanche l'attore di professione, insomma. No. Cosa fa, visto che sono curioso? Lavora alla regione, informatico. Ecco. Poi l'altro è anche il figlio di Ciancimino, no? Gli hai scelto una parte un po'... Sono 2 quelli che fanno Ciancimino, quello giovane e quello grande. Ma c'è in tutti e 2 un filo conduttore, c'è una persona un po' a volte così, è una figura caricaturale, il figlio un po' così, posso usare questa parola, sciocchino.
Io non l'ho fatto pensando di dipingerlo sciocchino, a me non sembra sciocchino, sembra sicuramente una persona un po' problematica, come tutto sommato sono tutte persone problematiche poi quelle coinvolte in questa storia. Siamo noi che siamo abituati a vedere delle fiction fatte con dei cliscettoni per cui sembrano tutti santi, cose, ma quando li conosci di persona sono tutti abbastanza fuori di testa, compresi i magistrati, ma anche sono persone... Ognuno ha le sue problemi, sono tutti esseri umani, ognuno ha le sue problematicità. Ciancimino sicuramente ha le sue, avendo avuto una storia anche abbastanza intensa, ecco sì, lo portava in passeggino provenzano insieme al papà, le botte che gli hanno dato certamente. Poi c'è anche la scena dove appunto c'è dal barbiere si alza dicendo al padre, no? Gli fa vedere il giornale, questo è l'ingegnere, tu lo chiami l'ingegnere, invece qua c'è scritto effettivamente chi Provenzano, è, no? sì. Un'altra domanda che ti volevo fare, che riguarda le difficoltà del film, riguarda i finanziamenti. Cioè, ho letto che il film poteva essere anche distribuito prima, forse, se ci fosse stato qualche aiuto. Sì, sì, è un film, è stato difficilissimo trovare i soldi per farlo, ovviamente, per cui ci ho messo 4 anni perché la produzione si è bloccata più volte, poi le ho chieste al Ministero dei Beni Culturali che deve dare i soldi per i film di interesse culturale, mi sono trovata davanti a una commissione in cui c'era pure la moglie di Antonio Dalì, che giusto una settimana prima era stato mezzo prescritto e mezzo assolto per mafia. Ho capito che i soldi non li avrei presi. Tu sei andata al Ministero e hai trovato la moglie? Eh sì, faceva parte credo che ora l'abbiano cambiata con una commissione che lavora a titolo gratuito, perché c'è questa grande nuova frontiera del lavoro gratuito che sta prendendo piede nel nostro paese, perciò sicuramente lavorando gratis, dovendo leggere 7000 sceneggiature, faranno un lavoro splendido, ma prima invece c'erano delle persone pagate molto bene per dare i soldi agli amici loro. E quindi hai avuto questa difficoltà? Ah, sicuramente ho avuto questa difficoltà, ce l'ho avuta, sì, queste ed altre. Ma è vero anche che hai cercato il canale dei finanziamenti fuori dall'Italia? Falso, no, non l'ho mai cercato perché non credo che sia un film che fuori Oddio, ho provato a un certo punto a proporlo a una produzione americana, ma giustamente hanno detto no, preferivano, ha detto meglio una commedia intelligente. Ma io non ce l'avevo questa commedia intelligente. Quindi il film poteva, dicevamo, uscire prima, avere sì, ma secondo me, io penso che sia attualissimo onestamente, perché tutta la parte anche, cioè va benissimo, quando esce, resta attuale. Un pezzo di storia. Ma con queste difficoltà ti sei mai chiesto, ma chi me lo sta facendo fare di dover in qualche modo raccontare? Ma questo me lo dovrei chiedere per tutte le cose che ho fatto nella vita, chi me lo sta facendo fare? Ho sempre fatto delle scelte sicuramente non motivate né dalla ricerca del denaro né del successo, ho fatto sempre scelte controcorrente, come si dice, le faccio perché mi piace, mi appassiona, mi diverto. Conosco e frequento delle persone eccezionali e non cambierei la mia vita con quella di nessun altro, non capisco come facciano gli altri a fare quelle zozzerie, stanno là con quelle facce appese ai Davide di Donatello che fanno una tristezza infinita. E non guadagno molto ma vivo bene lo stesso, penso anche di avere dei bei vestiti. Beh, ora ti faccio una domanda, posso? Di quelle Prego, facili, perché vedendoti interpretare Berlusconi mi sono chiesto una cosa, ma quanto si diverte quando fa Berlusconi? Oh, francamente, ma manco tanto, non sopporto più tanto dopo averlo fatto per tanti anni, non sopporto più molto che mi mettano la colla sulla faccia. Di conseguenza non è che proprio però poi quando sto là avevamo girato anche un sacco di altre scenette che poi non ho montato tra Berlusconi e Mangano quando gli rubava l'argenteria, che erano anche carine, insomma ci siamo divertiti un po', ma beh, ce le racconti visto che l'hai tagliato? No, ma così niente, Mangano che gli fregava la gente, che a un certo punto Mangano rapisce un suo ospite, insomma ho messo in scena un po' di quella roba là, ma così. E quando hai intervistato Mancino? Sono emozionata. No, com'è andata? Cioè, è stata un'intervista oppure era, sulla difensiva?
Diciamo, l'accoglienza com'è stata? Ma guarda, tranquillissimo, devo dire la verità. Lui, siamo andati al suo ufficio al Senato, l'intervista l'ha convinto Andrea Purgatori, che mi ha aiutato un po' ad avere le interviste, perché se non ho quel savoir-faire che mi permette di alzare il telefono e chiamare Mancino, lui l'ha fatto, ha detto di sì e che andava bene, e ci ha invitato nel suo ufficio al Senato, ed era l'ultimo giorno perché poi lo avevano rottamato, proprio quel giorno avevano deciso che il suo ufficio, che aveva sempre avuto, credo dai tempi delle stragi, non era più suo, serviva a qualcun altro, quindi era abbastanza triste, mogio, e ha detto tutto sommato nell'intervista le stesse cose che ha detto in tribunale, non è che siano cose straordinarie, soltanto che appunto in un contesto in cui ci sono tutti i pezzi magari si colgono meglio le contraddizioni. C'erano anche dei pezzetti anche che non ho montato, purtroppo del DVD non mi hanno fatto mettere neanche gli extra, sti delinquenti, però vabbè. E c'erano dei pezzetti carini dove Mancino a un certo punto si appassiona parlando di Provenzano, insomma gli esce fuori, dice che poi insomma Provenzano insomma era più, si pensava ad agli appalti, con una faccia, con gli occhi che gli brillavano, poi sempre mafioso, per carità, sempre assassino, però più attento agli appalti, insomma. Si capiva che era, insomma, è quello il fatto, e, insomma, questo mi sembra abbastanza assodato, che lo Stato si sia schierato con quelli più attenti agli appalti. Questo forse quasi, no? Da sempre. Da sempre, sì, sì. Perché è da lì perché poi in qualche modo girano anche i soldi. Sì, 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 infatti la parentesi è stata una parentesi per la mafia, quella stragista, infatti si pensa, ci sono tanti sospetti, Bon Giovanni ci può aiutare sicuramente, che le stragi stesse siano state concepite non solo dalla mafia, ma insieme anche a qualcun altro, sicuramente in un momento storico delicatissimo per questo paese, delicatissimo per quello che avrebbe potuto significare, per esempio, la vittoria delle sinistre in Italia, che sembrava inevitabile. Sembrava che se non ci fossero state le stragi, se non ci fosse stata la trattativa che poi porta alla nascita di Forza Italia, contribuisce sicuramente, avrebbe vinto il PDS ed avrebbe vinto col 30%, ma per il semplice fatto che gli altri partiti non c'erano più, perché erano stati rasi al suolo dalle indagini di Tangentopoli, e siccome era passato il referendum maggioritario di Segni, non solo avrebbero preso probabilmente il 30%, ma avrebbero avuto anche il premio di maggioranza, quindi avrebbero potuto governare da soli. Governare da soli in un paese come l'Italia significa davvero poter cambiare qualcosa di sostanziale, non dover fare accordi, non dover appunto gestire tutto in base alla clientela, voto di scambio, eccetera. E questo avrebbe provocato probabilmente anche una reazione a catena negli altri paesi europei, quindi ci sono molte forze che si muovono in quel momento storico affinché questo non succeda, perché invece tutto il mondo poi deve andare in un'altra direzione, che è quella in cui è andato successivamente. La trattativa e le stragi non servono soltanto a cambiare gli equilibri politici più in generale, servono anche a cambiare la natura dell'opposizione in questo paese, che da quel momento subirà una trasformazione radicale. Avevamo il partito comunista più importante d'Europa, più forte, anche democratico, che godeva comunque di moltissima credibilità e fiducia da parte dei suoi elettori, che comunque aveva cambiato nome, sì, ma solo il nome aveva cambiato, insomma, non è che insieme al nome avesse cambiato progetto politico. Dopo la trattativa nascerà il centro-sinistra, che sarà un partito, uno schieramento che abbraccerà decisamente le politiche neoliberiste, cosa che poi accadrà anche a tutti gli altri partiti europei, cioè non esisterà più, dopo la caduta del muro di Berlino, passa l'idea che le ideologie sono morte. In verità non è che sono morte, ne nasce una unica
che è quella neoliberista appunto, e che non devono più esistere forze di opposizione, punti di vista alternativi a quel sistema economico. E grazie a questi eventi scioccanti, ma il neoliberismo in tutto il mondo si afferma grazie a degli eventi scioccanti, come scrive Naomi Klein nel fondamentale saggio Shock Economy, che va letto assolutamente. In ogni paese si afferma attraverso un trauma, da noi si afferma attraverso questo trauma. Si afferma e si riafferma, perché poi anche la crisi economica costituisce un trauma, cioè tutti eventi emergenziali che ci fanno pensare che l'unica soluzione sia quella, anche se poi in realtà i fatti ci dimostrano che non sono soluzioni, ma sono provvedimenti che aggravano e peggiorano la nostra situazione. Parlando appunto della Grecia, per esempio, sicuramente non gli ha fatto bene la cura neoliberista. Scusa, faccio una domanda un attimo a Bongiovanni, che volevo chiederti una cosa. In questo momento non si parla molto di mafia, ma perché? Cioè, non può essere vero che la mafia sia indebolita? In questo momento non si parla molto di mafia perché i grandi mezzi di comunicazione, che sono lo zerbino del potere, tranne qualche eccezione, giornali quotidiani e qualche sito online e qualche povero solitario giornalista o attore o attrice, insomma, che cercano, poi qualcuno della società civile che cerca di informare, qualche magistrato isolato condannato a morte, che parlano di mafia. C'è un grande silenzio perché le organizzazioni criminali, non uccidendo nessuno a livello eclatante, cioè non facendo stragi, hanno indirizzato il loro lavoro sugli affari. Quindi l'organizzazione criminale a livello economico si è potenziata, a livello militare apparentemente sembra ridotta, però noi abbiamo dei segnali inquietanti. Noi abbiamo delle minacce in diretta a certi magistrati che vogliono alzare il livello delle indagini, minacce, condanne a morte. Mi riferisco a Nino Di Matteo, mi riferisco in Sicilia, mi riferisco in Calabria a Giuseppe Lombardo e a Nicola Gratteri. Questo asse Calabria-Palermo di alcuni magistrati che indagano sul grande traffico internazionale mondiale di droga, e scopriamo che l''ndrangheta è la leader mondiale del traffico di cocaina. Una regione come la Calabria a livello economico è più ricca della California, eppure c'è la miseria e la disoccupazione. E abbiamo sul versante Palermo un magistrato, insieme ad altri, simbolo come Di Matteo, che sta conducendo il processo trattativa mafia-Stato e indagini segretissime sui rapporti Stato-mafia. Quindi poi sentiamo che la mafia, attraverso intercettazioni telefoniche del capo della mafia Riina, attraverso le rivelazioni dell'ultimo pentito, diciamo di un certo spessore, che si chiama Vincenzo Galatolo, figlio di un grande boss palermitano storico della famiglia Galatolo, che ci dice che Matteo Messina Denaro, il latitante attuale della mafia da 24 anni, si nasconde in un paese grande come Fiumicello e non lo trovano, e chiede la testa del magistrato Di Matteo, perché si è spinto oltre. Quindi non si parla di mafia perché, ho detto prima, insisto, lo voglio ripetere, l'organizzazione criminale in questo momento è una potenza economica notevole. I capi mafia, insieme ai, tra virgolette, collusi, possiedono un patrimonio economico così forte da poter condizionare la nostra democrazia. Quando scopriamo oggi una cosa che nel film Trattativa ci fa intendere, e che oggi lo scopriamo attraverso le indagini dei magistrati, che sono quelli che contano, che ci possono dare veramente la prova di quello che stiamo dicendo, se no sono solo teorie. Ci sono indagini in corso di magistrati calabresi e palermitani che stanno cercando gli invisibili,
Chi sono gli invisibili? Sono i veri capimafia, quelli che conoscono solamente su Cosa Nostra 3-4 persone, Bagarella, Rino, Provenzano, Matteo Messina Denaro e basta. Sull''ndrangheta 5-6 persone, De Stefano, Tegano, Condello, sono i veri conduttori della criminalità organizzata e questo lo stanno scoprendo attraverso delle indagini. Questi invisibili chi sono? Banchieri, finanzieri, massoni, politici, grandi professionisti, uomini di Stato. Ora, quello che è inquietante, io chiedo ai giornalisti, io sono un giornalista e chiedo al magistrato, che significa invisibili? Che sono all'esterno della mafia? No. Come no? No. Fanno parte della mafia. Sì, sono personaggi che integranti occupano ruoli all'interno dell'organizzazione criminale, ma sono invisibili. Non sono esterni, sono interni e che per tra virgolette affiliarli si sono inventati, perlomeno questo nell''ndrangheta, delle nuove regole per chiamarli invisibili. Gli hanno dato un ruolo, non mi ricordo, Santino, non me lo ricordo, un ruolo. Quindi questo significa che siamo in una situazione avanzata. Quindi questo ci fa capire perché questi magistrati, che tra l'altro non sono nemmeno capi della DNA, capi di una procura, sono magistrati semplici all'interno della direzione distrettuale antimafia o della Calabria o palermitana o napoletana, ma che stanno scoprendo queste cose. E quindi poi noi dalla mafia, dal versante mafioso, sentiamo che vogliono la morte di questi magistrati. Quindi, come dice nel libro, ultimo libro che vi invito a leggere, Il giudice di Matteo, lo Stato oggi deve avere il coraggio di guardarsi dentro, molto dentro. Grazie. Sabina diceva se dal pubblico c'è qualcuno che vuole intervenire, vuole fare delle domande, farsi coraggio, non siate timidi. Prego. Buonasera. Allora io vorrei chiedere al dottor Bongiovanni un approfondimento sul 416 ter. No, il 416 ter è una norma che viene distorta in TV dai parlamentari che adesso stanno comandando. Comandare non è governare, in cui si parla che c'è un inasprimento, ma invece a detta del web c'è un allentamento verso questi condannati. E il secondo approfondimento è, visto che non c'è stata possibilità di dibatterlo nell'incontro che ha fatto qualche settimana fa a Giuliano quando c'era Paolo Borsellino, su ciò che ha detto il portavoce a 5 Stelle Giarrusso a proposito della norma 4 sui codici, sull'annullamento della norma del codice carcerario. Si ricorda, sì? Sì, mi ricordo benissimo. Grazie. Però siccome è un argomento molto tecnico, glielo sintetizzo perché sennò annoio le persone. Ma vi dico la ma verità. quanti sanno qui? So, quanti sanno cos'è il 416 ter? Allora, certe norme, 416 ter, il voto di scambio, eccetera, eccetera, vi posso dire solo questo, comunque si può fare un incontro sulle leggi che stanno cercando di fare in Parlamento di nascosto a noi. E stanno cercando di mettere in atto il papello, quindi svuotare il 41 bis, il reato 416 ter, ne parlava il Signore, renderlo ai minimi termini, il reato di voto di scambio. Pensate, il voto di scambio, se un parlamentare viene votato dalla mafia,
non è reato. Il voto di scambio deve dimostrare che il politico viene pagato o prende soldi, e quindi praticamente sono tutte delle norme che di fatto alla fine non arrivano a niente. Il senatore Giarrusso, per rispondere al signore, tra l'altro lo devo andare a trovare per un'intervista perché mi interessa molto questa situazione, dice che ha delle prove che la maggioranza di governo Renzi, sta cercando di promuovere delle leggi che di fatto favoriscono la mafia. Quindi io subito mi precipiterò adesso al Senato e vado a intervistare il senatore delle 5 Stelle Giarrusso e gli chiederò tecnicamente in che senso. Lui mi ha detto: tu vieni perché ti faccio vedere che ci sono elementi importanti dove si può denunciare tranquillamente che alcuni parlamentari e senatori della maggioranza vogliono promuovere. Ci sono delle proposte di legge che favorirebbero il cosiddetto papello di Riina. Benissimo, ci andrò. E poi su Antimafia 2000 leggerete le risposte del senatore Giarrusso. Grazie. C'erano altre domande? Microfono. Facciamo il microfono. No, È meglio. E poi c'è anche un live streaming per questo. Sì, una domanda. Intanto un ringraziamento per l'opera che fa molto riflettere, perché io stessa, almeno personalmente, vivevo, lavoravo in quegli anni, però di queste cose nulla captavo, e mi chiedo adesso, quello che sta succedendo adesso, una situazione che è certamente peggiorata rispetto a quella che abbiamo visto, quando sapremo esattamente come stanno andando le cose. E solo il coraggio di questi magistrati forse ci aiuteranno a capire. Si lega a questo una domanda. Vi chiedo: come valutate queste elezioni in cui c'è gran parte della gente che non va a votare e che comunque una persona impresentabile, mi riferisco al sindaco di Salerno, no? Mi sfugge il nome adesso, De Luca, ottenga una maggioranza di voti indecente, dico io, nonostante i sospetti e comunque tutto quello che si deve adesso verificare sulla sua persona. Cioè queste cose che stanno succedendo dovrebbero veramente indignarci e smuoverci, eppure la situazione va avanti, le cose continuano ad andare avanti. Vi chiedo come valutate, cosa pensate potrà succedere in questa situazione preoccupante in cui viviamo, in cui soprattutto manca l'informazione. Vi ringrazio. Rispondo io, rispondi. Allora, la situazione è sì, assolutamente più che preoccupante. La questione di De Luca e tutto quello che succede è assolutamente conseguenziale a questi fatti. Nel momento in cui di fatto si concede alla mafia di partecipare alle istituzioni, mentre prima era un rapporto un po' meno ufficiale, poi dopo la trattativa diventa un rapporto ufficiale. Oggi non ha forse neanche più senso distinguere troppo fra mafia e politica, sono lavori di equipe quelli che ci racconta la cronaca, quando ci parla di Mafia Capitale, quando ci parla dell'Expo, quando ci parla del terremoto in Emilia Romagna o delle gestioni di tutte le catastrofi o delle problematiche. Immagino che anche per esempio sul crollo dell'autostrada Palermo-Catania ci siano tante cose da scoprire, tante tangenti, suppongo, di fondi che erano destinati a quello e chissà dove sono andati a finire. Quindi è un sistema che è diventato mafioso, nel senso che la politica ha adottato fondamentalmente i sistemi criminali, nel senso che anche dal punto di vista della comunicazione non si vergogna più quando viene colta sul fatto, nega l'evidenza, come hanno sempre fatto i mafiosi, è strafottente, restano là, non si dimettono, non gliene frega niente del parere dell'opinione pubblica, perché l'opinione pubblica non conta più nulla in questo sistema. Siamo stati privati della nostra forza, la gente non va a votare perché?
perché pensa che il suo voto non conti un tubo. O ti pagano e allora ti danno un pacco di pasta, ci può pure avere il suo senso per alcuni, oppure la gente a votare non ci va perché gli sembra di incidere di più non andandoci, di poter esprimere una critica più forte non andandoci che andandoci. Per quanto riguarda De Luca ci troviamo di fronte appunto a una situazione abbastanza tipica, il partito che doveva essere di sinistra, che appunto ha subito la trasformazione, che si appoggia a un locale che è molto forte ed è forte perché a sua volta si appoggia ad altre figure legate a Cosentino che sono forti perché si suppone, parlo sempre insomma per cerco di evitare delle querele che già ogni questi giorni me ne sono già beccate 4 appena apro bocca, quindi è un sistema clientelare perché oggi i voti si prendono soltanto attraverso la clientela ed è un sistema che per quanto ogni tanto pro forma, per ragioni di immagine, provi ad esprimere delle leggi per far vedere che stanno facendo qualcosa contro la corruzione e contro la mafia, non ci riesce, fa degli aborti tipo la legge sul voto di scambio che non serve a niente o tipo la Severino che non serve a niente perché non riesce a punire i veri corrotti e riesce soltanto a creare dei casi in cui per delle quisquilie uno rimane escluso dalla politica, invece per delle cose serie può tranquillamente candidarsi. Quindi non è una faccenda, è tutta una faccenda di appunto scambi, accordi con Alfano. Ad Alfano spettava in quanto ministro degli interni dire se De Luca era sospeso da subito o era sospeso dopo aver nominato il vice e quindi il consiglio regionale. Se lo avesse sospeso subito saremmo dovuti tornare alle elezioni in campagna, quindi il PD le avrebbe perse, quindi Alfano fa un favore al PD nel momento in cui dice De Luca si può sospendere dopo aver scelto il vice e perché gli fa un favore Alfano? Scambio di che cosa? Forse in cambio della testa di Castiglione, per esempio, che a sua volta di fatto, a questo non so se si può dire, non si può dire, insomma, penso di sì. Insomma, comunque il partito, il nuovo centrodestra è in buona parte fatto con i soldi che arrivano dagli appalti, che arrivano dallo sfruttamento dei profughi e Castiglione in particolare che si occupa della gestione di questi appalti. Quindi è un sistema che è completamente marcio, quindi quando si sentono questi interventi cos'altro può succedere, dobbiamo essere preoccupati, la preoccupazione ci deve venire dalla nostra, cioè noi dobbiamo reagire in qualche modo, non è che dobbiamo aspettare di essere informati, non c'è davvero nient'altro che dobbiamo sapere, non è che c'è un fondo che dobbiamo toccare, qualcos'altro che dobbiamo capire. Basta, cioè in realtà per quanto riguarda anche la questione trattativa Stato-mafia, la questione delle stragi che hanno assassinato Falcone e Borsellino, anche se non avessimo saputo nient'altro di tutto questo, sarebbe stato sufficiente sapere che appena hanno ammazzato Falcone o riflettere sul fatto che appena sono stati assassinati Falcone e Borsellino, il governo, lo Stato ha immediatamente cambiato direzione, a chiacchiere nelle commemorazioni dicono il loro sacrificio non sarà vano, noi continueremo a fare quello che stavano facendo. Di fatto la prima cosa che fanno è sostituire Scotti, che era il principale collaboratore di Falcone, con uno che appunto era Mancino, e poi dopo a sostituire Martelli, che viene fatto fuori in un modo più complicato attraverso una soffiata che arriva dalla P2 che già richiede un po' più di ingegno, ma comunque poi non è che al posto di Martelli ci mettono uno che vuole proseguire la politica di Falcone, ci mettono un professore universitario che è anzianissimo oggi, ma era già molto anziano allora, forse era ancora più anziano allora di quanto non lo sia oggi, che comunque è ovvio che se metti una persona a fare il ministro della giustizia in un momento in cui sostanzialmente c'è la guerra, perché comunque avete visto la sequenza delle stragi quanto è fitta e il clima di terrore era altissimo, quindi tu ci metti perché uno che fa il professore universitario a fare il ministro della giustizia in quel momento così difficile. È ovvio
che lo Stato, che le istituzioni nel loro complesso, diciamo che la classe dirigente nel suo complesso è sempre stata contro la lotta alla mafia, perché ha sempre vissuto, ha sempre avuto molta più paura della democrazia che della mafia. Con la mafia c'è sempre vissuto, quindi non convissuto. Quindi quello che manca non è l'informazione, è prendersi le responsabilità che ci spettano, perché le informazioni ce le abbiamo tutte, che altro dobbiamo sapere? No, io solo 30 secondi rispondendo alla signora, ho scritto un articolo spinto dalla rabbia, le dico solo il titolo e lei poi comprende: elettori impresentabili. Questo perché? Perché manca negli elettori, non in tutti evidentemente, una voglia di approfondire, una voglia di conoscere meglio le cose. Sabina prima ha detto bisogna reagire in qualche modo. Evidentemente ancora non siamo arrivati al punto in cui gli elettori, come dici tu, impresentabili, hanno deciso di reagire, oppure la reazione è rimanere a casa e non andare a votare, che forse può essere anche questo preoccupante. Sì, io la mia idea, quelli che sono rimasti a casa li comprendo, diciamo, forse hanno fatto una specie di protesta quasi condivisibile, perché comunque secondo me bisogna sempre andare a votare, però rispetto a quelli che hanno votato a De Luca, meglio quelli che non sono andati a votare dal mio punto di vista. E quindi questo paese sempre si sveglia quando ci sono delle situazioni di grande tristezza. Io non lo so, noi ha ragione Sabina, noi stiamo cercando di fare tutto quello che possiamo fare per trascinare, per risvegliare, però veramente non lo so. Mi ricordo Falcone che diceva, quando anche lui veniva sottoposto a questo tipo di domande, ci vorrebbe un assassinio, un omicidio eccellente all'anno, uccidere uno di noi all'anno, e forse entro alcuni anni l'Italia cambierebbe. Una risposta macabra di Falcone, ma quella dette lui, che era il giudice più importante del mondo, il nostro, esattamente anche negli Stati Uniti, non sapevo cosa rispondere, ha risposto così: ci vorrebbe un assassinio eccellente all'anno per cambiare il nostro paese. Quindi forse oggi siamo ancora nella stessa situazione, però c'è da dire, e quindi su questo vedo un po' il lato positivo, un certo movimento c'è anche, ritornando al film, ci sono state queste 600 e oltre rappresentazioni, quindi centinaia di migliaia di persone hanno visto questo film, ci sono delle partecipazioni della società civile al sud come al nord, che prima Falcone e Borsellino, poveretti, potevano sognarsi, non l'hanno mai avute. Abbiamo ottenuto dei risultati a favore nella protezione di questi magistrati condannati a morte, che prima non avevano addirittura la scorta con le macchine bucate, con le proteste della società civile poi hanno avuto delle scorte più potenziate, addirittura forse anche il bomb jammer. Insomma, ci sono dei piccoli risultati. Io se potessimo allargarci ancora di più sarebbe una grande vittoria. Grazie. La stessa domanda la rivolgo anche a Sabina. Hai detto tu prima, bisogna reagire, dobbiamo reagire. Come? Hai qualche suggerimento? Assolutamente sì, nel senso, parliamoci chiaro, secondo me, non è che la gente non reagisce perché non sa che fare, la gente non reagisce perché ha paura. Il motivo per cui ognuno di noi singolarmente subisce ogni sorta di angheria nel posto di lavoro, nella scuola dove vanno i propri figli, quando prende il tram, quando prende il treno, che sai che se reagisci subisci delle conseguenze. Quindi è questo il punto, vincere la paura, questo significa reagire, non è che bisogna fare chissà che,
Bisogna vincere la paura, perché se non vinciamo la paura, la nostra situazione continuerà a peggiorare all'infinito. Cioè questa storia che, ah sì, poi quando arriveremo a un punto in cui gli italiani veramente non c'hanno più niente da mangiare, allora lo vedi come si incazzano? No, questa cosa non accadrà mai. Non è che deve arrivare, cioè più in basso di così. Abbiamo subito delle umiliazioni impressionanti. Tutto il periodo del berlusconismo è stata uno shock dietro l'altro. Abbiamo subito la censura, abbiamo subito l'ignoranza, la tracotanza, rapine costanti dei nostri soldi, costanti, quotidiane, la mafia ovunque. La scuola distrutta, la sanità distrutta, le strade a pezzi, non funziona una mazza, paghiamo un botto di tasse, ma che altro deve succedere? Deve succedere che la piantiamo di cagarci sotto. Dobbiamo prenderci le nostre responsabilità tutti, punto. Non c'è un'altra medicina, non c'è un leader che ci salverà, non apparirà il principe azzurro, non arriverà finalmente qualcuno con le palle che ci... Se viene qualcuno con le palle è uno tipo Berlusconi o tipo Renzi. Questi sono quelli con le palle che piacciono agli italiani, cioè dei truffatori, dei dittatori, cioè dei truffatori. O Salvini. Volevo chiedere una cosa a Bongiovanni, visto che abbiamo parlato di politica e del berlusconismo. Dell'Utri, cofondatore coideatore, poi cofondatore di Forza Italia, presidente di Publitalia, poi condannato a 7 anni per concorso esterno appunto in mafia, ma a un certo punto poi viene condannato e c'è da chiedersi, no? Se Dell'Utri rappresentava questo anello di congiunzione tra la mafia e la politica, è evidente, perché sotto gli occhi di tutti la condanna e quello che poi che ne è conseguito. Quel posto poi è occupato da altri che in questo momento noi non lo sappiamo, oppure è come dire, un momento di svolta, una sconfitta per la mafia e evidentemente anche per il berlusconismo? Oppure può essere un posto occupato non più da uno solo, ma da molti. Esatto. Allora, intanto Dell'Utri è bravo, fa il bravo detenuto, è bravissimo, quindi onore al merito. Questo essere bravo è un'altra, a mio giudizio, dimostrazione che lui è un uomo d'onore, cioè una persona che è appartenente e integrante a Cosa Nostra. Solamente una persona seria che fa il bravissimo detenuto, rispettoso delle regole, delle leggi e con il silenzio più assoluto, solamente uomini d'onore possono fare questo tipo di detenzione, che il resto dei politici, tranne anche Cuffaro è bravo che è in carcere, il resto dei politici sono state delle persone che sono andate in depressione, che si sono continuamente lamentate, che si sono rivolte al tribunale di Strasburgo, a Gesù Bambino, alla Madonna e a tutti i santi, e invece Dell'Utri è bravo. Quindi Dell'Utri è il fondatore di Forza Italia, Berlusconi è il cofondatore, attenzione, non è il contrario. Berlusconi diventa il leader, ma il fondatore di Forza Italia è Dell'Utri, come avete visto nel film che Sabina ha rappresentato, credo, ottimamente, è Marcello Dell'Utri che prende l'iniziativa per suggerimento di Cosa Nostra nel fare un partito, poi vede la situazione delle finanze di Berlusconi che aveva 5.000 miliardi di debiti con le banche, ha visto un po' di situazioni gravi, quindi appoggiato dalla forza potente di Cosa Nostra fonda questo partito e di Forza Italia, e a tutti gli effetti, se mi querelano mi divertirò in tribunale ad approfondire questo discorso, è un partito fondato dalla mafia. Forza Italia è un partito che la mafia fonda in prima persona. Ammesso e non concesso che un giorno possiamo avere la prova definitiva che sì, Marcello Dell'Utri è stato combinato, cioè facente parte di Cosa Nostra.
Intanto è stato condannato per associazione esterna di stampo mafioso, che non è poco. E quindi il suo posto non l'ha preso nessuno, ma di Marcello Dell'Utri ce ne sono parecchi. C'è un altro personaggio importantissimo in carcere che non ne parla nessuno, si chiama Vito Roberto Palazzolo. Sta scontando 9 anni per associazione mafiosa ed è il più grande riciclatore dei soldi della mafia di tutti i tempi. Vito Roberto Palazzolo è padrone di mezza Sudafrica, amico di Nelson Mandela, in realtà si chiama Fonpalas Kolbachenko ed è mezzo parente di Provenzano e ha riciclato non so quante migliaia di miliardi delle vecchie lire della mafia sparse in tutto il mondo. È rifugiato in Sudafrica da 30 anni, è stato uno dei primi personaggi che Falcone ha indagato, quindi stiamo parlando. Adesso finalmente ce l'abbiamo in carcere, questo è un altro Marcello Dell'Utri. Poi abbiamo delle persone che prima ho chiamato invisibili, sono tutti Marcello Dell'Utri, che lavorano dentro la politica, dentro i servizi segreti, dentro le logge massoniche, dentro il Vaticano e dentro l'alta finanza. Se ce ne fosse stato solo uno di Marcello Dell'Utri, noi facevamo una grande festa. Marcello Dell'Utri non parla, perché? Perché non serve a niente, a chi deve parlare? A Nino Di Matteo. Ma Marcello Dell'Utri sa che è condannato a morte, è inutile. Non parlando gli salva la vita, nella sua testa ragiona così. A chi deve parlare? Non parla perché sa che ci sono altri Marcelli Dell'Utri che stanno lavorando, poi lui tra 5 anni è fuori e quindi ritornerà a fare quello che fa prima in una forma un pochino più light, più nascosta, non con quella tracotanza, con quella grande pubblicità, ma sicuramente fino a che non si pentirà e diventerà collaboratore della giustizia, me lo auguro, perché sarebbe una grande svolta nella lotta alla mafia che un Marcello Dell'Utri si pentisse, una grande svolta, forse la vittoria. Non lo farà a mio giudizio, ma ce ne sono purtroppo diversi. Non li so i nomi, posso sospettare, ma sicuramente i magistrati condannati a morte conoscono i nomi. Per questo hanno paura quelli che hanno detto uccidiamoli. Grazie. Altre domande? Prego. Forse quello è più adatto alle domande, che non ha il filo. Giuro che parlo del film, a modo mio. Dovrebbe giurare di fare una domanda sul film, a voler essere precisi. Parto col dire che molte sere, quando vado a letto presto, verso le 8, poi mi sveglio verso l'1 di notte e non riesco più a prendere sonno, vado su la 7 e rivedo il programma 1, 2, 3 stelle e conosco tutto. Non soffro di insonnia, però quello mi aiuta molto a prendere sonno, insomma. Beh, non è... Vabbè, ok. Un complimento. Questa è la premessa. Poi vorrei partecipare, sempre parlando del film, al dibattito su De Luca. Sempre parlando del film. De Luca lo conosco, sono di Salerno come lui. De Luca, molti anni fa, frequentava l'università con scarso profitto e lui si guadagnava la vita in questo modo. Nella segreteria dell'opera universitaria bisognava consegnare dei documenti e c'era sempre una fila lunghissima. Lui faceva la fila al posto di altri e si faceva pagare 50 lire e tutta la giornata era di lotta continua. Erano gli anni 70, c'erano le occupazioni dell'università e lui era sempre quello che andava a disturbare tutte quante le lezioni, faceva interrompere le lezioni e anche lì pigliava un po' la tangente. De Luca ha preso tanti voti e
un Masaniello, arrivo, è un Masaniello. Il Sud ama i Masaniello. La paura c'è in tante persone che fanno fatica a ribellarsi al Sud come in Sicilia. C'è un modo per aiutare le persone a non avere paura. Io faccio l'insegnante, nella scuola c'è con l'associazione Libera, il Ministero ha istituito un premio che si chiama la nave della legalità. Molte scuole partecipano per fortuna a questa iniziativa e cercano di insegnare agli studenti a rispettare le regole. Le regole però molte volte non sono il rispetto della legalità, è l'antidoto al fatto che uno possa ribellarsi, senta la spinta a ribellarsi quando c'è il sopruso. La domanda è questa, la constatazione è questa, insomma, che come diceva la dottoressa Guzzanti, insomma, bisogna avere il coraggio di ribellarsi, le informazioni ce l'abbiamo e bisogna quindi tirar fuori il coraggio e ribellarsi quando ci sono i soprusi, altrimenti e la scuola può dare un contributo in questa direzione. Probabilmente la scuola sarà in difficoltà prossimamente a dare il contributo. Moderatore, devi fare una domanda, non è giusto. Giusto. Sta parlando proprio di qualsiasi cosa tranne del film e non fa nessuna domanda. È vero. E ha cominciato dicendo giuro, quindi che farò una domanda. Finisco così. La riforma della scuola che stanno realizzando va nella direzione contraria a quella che sarebbe auspicabile, cioè di avere una istituzione che insegni ad avere dignità, forza, responsabilità, coraggio, perché la riforma che fanno consegna a un maresciallo un potere enorme che intimorisce le persone. Quindi la domanda riguarda la scuola? No, non c'è nessuna domanda, però abbia pazienza, non si capisce. Non si capisce niente, non si può fare un comizio. Ok. Mi spiace essere... Andiamo con altre domande, più dirette. Ho più domande? Sì, non in questo momento. Cedo il microfono. Volevo dire che insomma, nel nostro paese... Però, scusa, sì, grazie. Altre domande? Domande? Ne volevo fare io una a Bongiovanni, cominciando anche dal film. Comincia con una scena dove tu sei la professoressa che sta interrogando, no? Tra le prime scene, la professoressa era docente di teologia, ecco, e presente c'è anche il sacerdote. Cioè, qual è il rapporto tra la mafia e la Chiesa? Allora, molto sintetico, devo essere breve. Il rapporto mafia-chiesa è stato un rapporto degli anni 60, 70, 80, dove la Chiesa, i cardinali dicevano che la mafia era un'invenzione dei giornalisti. Il rapporto mafia-chiesa è stato un rapporto commerciale, economico, quando Michele Sindona, amico di Paolo VI, riciclò attraverso lo IOR, la Banca del Vaticano, centinaia di miliardi, migliaia di miliardi delle vecchie lire. Il rapporto mafia-chiesa è stato quando il cardinale Marcinkus, per conto di Cosa Nostra, della P2 e di altre associazioni criminali, ha investito nel Banco Ambrosiano, e poi tirandosi indietro la Chiesa facendolo fallire, che causò la morte di Roberto Calvi, perché non riusciva a restituire, soprattutto nel caso di Cosa Nostra, i soldi alla mafia, che poi abbiamo saputo invece che la mafia recuperò i suoi soldi, ma alla mafia viene chiesta l'eliminazione di Roberto Calvi.
Successivamente la Chiesa comincia a prendere posizione contro la mafia, dopo le stragi. Abbiamo Don Pino Puglisi, ma abbiamo anche oggi Don Ciotti, ma abbiamo Padre Scordato e altri sacerdoti, chiamiamoli di strada, che lottano contro la mafia. Pino Puglisi viene ucciso da Cosa Nostra perché viene dato, non solo perché disturbava e toglieva i ragazzi a Brancaccio dalla strada, ma perché Cosa Nostra vuole dare un messaggio alla Chiesa Cattolica, un messaggio di avviso, che è il seguente: tu hai sempre convissuto con me, io ti ho dato parecchi soldi, tu a me non mi puoi trattare così. Questo provoca una reazione del Papa abbastanza violenta, che va ad Agrigento e fa quella semplicissima dichiarazione: state attenti mafiosi, verrà il giudizio di Dio. Poi un grande silenzio. La lotta contro la mafia ritorna oggi con Papa Francesco. La Chiesa, attraverso il Papa Francesco, per la prima volta nella storia della Chiesa Cattolica, quindi sono 2000 anni, e per la prima volta nella storia della lotta alla mafia, che sono 150 anni, un Papa scomunica i mafiosi. Che significa scomunica? Significa che tu, a chi è credente come me, a chi è credente come i mafiosi, dall'altro punto di vista, sei condannato a, diciamo, alla sofferenza, ad essere nemico di Dio. Quindi il Papa sa che scomunicando i mafiosi provoca una reazione odiosa verso di lui. Il mafioso che va a messa tutte le domeniche, che battezza, che dà soldi alle comunità cattoliche, eccetera, viene scomunicato da un Papa, si incazza assai. Quindi Papa Francesco dà il messaggio della scomunica, perché vuole dire: io adesso sono Papa, per adesso la Chiesa è contro di voi, facciamo una guerra. Come andrà a finire non lo so, cosa vuole fare Papa Francesco non lo so. Si è preso per mano a Don Ciotti e si è messo di fronte a tutte le televisioni del mondo con tutte le vittime della mafia presenti e ha fatto vedere, dando la faccia: io sono con loro, non sono con voi. Cosa farà la mafia non lo so. Certo, questo Papa, questa Chiesa, rispetto a quella che ha riciclato i soldi della mafia, mi piace tanto. Sempre sulla mafia volevo chiederti questo, cioè quali sono i nuovi affari, canali economici della mafia? Potevano essere la droga piuttosto che altro. Abbiamo visto che ci sono stati anche dei casi, no, con Mafia Capitale, laddove si sono fatti gli affari sulla testa appunto degli stranieri che sono arrivati in Italia. Quali sono in questo momento, dal tuo osservatorio, i canali economici sui quali la mafia sta facendo leva? I dati che abbiamo adesso, sempre dalle indagini dei magistrati, ci dicono che il traffico di droga internazionale è il business numero 1 della mafia, che batte di gran lunga tutti gli appalti, tutte le tangenti e le corruzioni che volete. La mafia fattura, tra virgolette, cioè produce in nero con il traffico di droga 100 miliardi di euro all'anno, 80 miliardi solo l''ndrangheta. Quindi non ci sono appalti che possono reggere di fronte a un business così grande. I sequestri, ultimo, l'altro giorno Gratteri e compagni hanno arrestato oltre 40 ndranghetisti, grandi sequestri di droga, tonnellate, sono briciole. L''ndrangheta fornisce la droga a tutto il mondo occidentale, quindi da l'ultimo paese dell'est tranne la Russia fino a Los Angeles. Tutta questa parte di mondo la fornisce l''ndrangheta, tutto il Sud America. L''ndrangheta è in contatto con tutti i narcos più potenti del mondo del Latino America. L''ndrangheta è presente con cellule mafiose in tutti e 5 i continenti, molto più di Cosa Nostra. Cosa Nostra è la mamma, è diciamo, il fratello maggiore che in questo momento non solo consente ma accetta che i fratelli minori siano più potenti a livello economico. Ma se Cosa Nostra dovesse avere bisogno di qualsiasi cosa, l''ndrangheta è a disposizione, tant'è vero che il tritolo che avrebbe dovuto, speriamo mai, uccidere il dottore Di Matteo,
Cosa Nostra è andato a prenderlo in Calabria, l'ha comprato 600.000 euro e la Calabria è stata subito a disposizione di questa cosa. Quindi il traffico in questo momento più forte è la droga e poi ci sono l'interfaccia della corruzione, quindi diciamo che la droga, la vendita di armi e la corruzione sono il business più forte che io ho paura, tanta paura, caro collega, che mantiene il nostro paese ancora all'interno dell'Unione Europea, lo mantiene il traffico internazionale che ha nelle mani la criminalità, se noi eravamo più sotto della Grecia. Quindi che potere hanno di ricatto? Questa è la domanda che vi dovete fare tutti i cittadini: perché lo Stato non si decide finalmente a dare un colpo forte a questi cavolo di mafiosi che hanno rotto le scatole? Perché non vuole o perché non può? Perché è sotto ricatto. Prima di morire il dottore Vigna, grande magistrato, un po' ambiguo per la verità, che io ho intervistato, gli dico: senta, il procuratore nazionale antimafia, ma secondo lei la mafia può ricattare lo Stato? No, non sia mai, la mafia non può ricattare lo Stato. Ma perché lo Stato non si dà un colpo forte? Perché a livello economico la mafia ha questo potenziale? E lì non ha saputo rispondere. Ha dovuto ammettere che la mafia è la prima industria italiana più forte di tutti, perché ha 150 miliardi di euro a disposizione in contanti tutti gli anni, ogni anno. Volevi dire qualcosa? Quanti film ci si potrebbero fare belli? Infatti ti volevo chiedere Quante questo, cose, no? quante scuole. Ti ha colpito in particolare la trattativa e quindi hai approfondito questo argomento, ma come mai su questo? Cioè si è focalizzato la tua attenzione? Cioè perché dopo il ventennio di Berlusconi in qualche modo si è scatenato l'interesse per andare a cercare appunto alcune collusioni, alcune cose, piuttosto che altro, cioè proprio una curiosità. Così, dal punto di vista proprio di come è andata che mentre stavo girando Dracula, il film sul terremoto dell'Aquila, avevo intervistato Ciancimino perché lui era stato arrestato per dei fatti che erano successi da quelle parti e perché cercava un nesso tra mafia, speculazione edilizia, le case di Berlusconi, Milano 2, eccetera. E ho fatto questa intervista e quando al montaggio la guardavo e la riguardavo mi colpiva talmente tanto quello che diceva, per questo mi è rimasto anche così impresso Ciancimino, che ho saputo dire agli attori come farlo, che ho pensato che era veramente un argomento interessante. Poi ho cominciato a studiarlo, ho scoperto che era molto più interessante di quanto non immaginassi, e poi effettivamente è un po', volendo, anche una trilogia. Io ho fatto 5 film in tutto, 3 di questi sono Viva Zapatero, Dracula e questo qua sono tutti comunque un'indagine su come cambia questo paese proprio quando arriva Berlusconi. Viva Zapatero e sulla censura, come cambia, è un film che ho fatto partendo dalla storia della chiusura del mio programma. Io sono stata cacciata dalla Rai nel 2003, un programma che è andato in onda soltanto una puntata e poi è stato chiuso per sempre, che tra l'altro ha avuto un successone, e anche lo sono visto proprio 2 giorni fa, era pure figo. E quindi cominciano a cambiare le teste, cominciano a cambiare i modi di ragionare, di affrontare le questioni con una modalità inspiegabile, che in quel documentario viene fuori abbastanza bene. Poi Dracula è la storia di come appunto attraverso l'emergenza venga soffocata una città, distrutta, ridotta a una città fantasma e ridotti a fantasmi i suoi abitanti con modalità autoritarie, truffaldine, mafiose di tutti i tipi. E la trattativa è un po' andare alla radice appunto di che cosa è successo in questo paese, avendo io vissuto metà della vita prima della trattativa e metà dopo. Ho visto una trasformazione così radicale che mi ha sconvolta. Ho sempre cercato di capire come è stato possibile, perché insomma l'Italia che conoscevo era completamente diversa dall'Italia di oggi, ma erano diverse le persone, erano diversi discorsi, diversa la cultura. Ecco,
Ecco, allora la domanda dovrebbe essere progetti per il futuro, in realtà la domanda è un'altra. Qual è in questo momento l'altro aspetto dell'Italia che ti incuriosisce e sul quale vorresti fare il quarto film? Di film se ne possono sull'Italia, se ne possono fare dove caschi, cioè su qualsiasi argomento è interessante, soprattutto volendo fare dei documentari. Qualcosa a quale stai lavorando, che si può dire? Sto lavorando, adesso devo scrivere uno spettacolo che farò in autunno, e sempre, insomma, comunque sempre su questi temi. Poi, ecco, no, questa è una bella notizia invece che vi do: da domani sarà online il teaser e da lunedì la prima puntata di un nuovo telegiornale satirico che potete vedere, che si chiama TG Porco, ed è un amore di TG. Come mai questo nome? Ma perché suona molto bene. In verità mi stavo provando una maschera da maiale, ho detto vorrei fare un telegiornale, un mio amico ha detto TG Porco e da lì è nato, ma perché mi stavo provando una maschera da maiale, mi vuoi chiedere? Andiamo avanti. Allora, perché sì. Non avevo coraggio. Tu non lo fai, non ti metti nelle maschere. E quindi è un telegiornale satirico, facciamo questo esperimento per provare a fare un po' di satira, naturalmente a titolo, siamo tutti volontari, ma ci stiamo divertendo abbastanza. E poi altri film, non lo so, insomma, appena devo capire anche come produrli, perché tutti i film che ho fatto me li sono alla fine sempre autoprodotti, sono sempre stati distribuiti un po' per il rotto della cuffia, quindi devo capire un po' come. Probabilmente questa rete di distribuzione che è nata per la trattativa potrà essere anche utilizzata in futuro per distribuire altri film, saltando insomma, i meccanismi del cinema italiano. Allora, in parte hai già detto alcune cose intervenendo su alcuni temi sulla scuola piuttosto che su altri, ma tu non hai peli sulla lingua, quindi te lo chiedo. Come vedi la situazione politica attuale? È troppo vasta, come si fa? Come la vedo? Spero che per il nostro paese c'è nonostante questi film denunciano, nonostante tutto quello che abbiamo detto, nonostante i film denunciano addirittura. No, nonostante i film denunciano, nonostante i film che denunciano delle situazioni particolari, nonostante tutto quello che abbiamo detto, cioè il futuro per il nostro paese lo vedi come? Non è che adesso non ho portato i tarocchi, però non li porto perché penso che appunto il futuro siamo noi che lo determiniamo. È inutile che stiamo là a dire finché usciamo da questa cosa, quando smetteremo di pensare di essere gli spettatori della nostra vita, convinti che davvero quello che succede in televisione non succede a noi, quando smetteremo di pensarla in questo modo, le cose cambieranno anche velocemente, perché la parte sana del paese, ovvero le vittime di questo sistema, sono sicuramente superiori dal punto di vista sia numerico che intellettuale. È soltanto il terrore, la rassegnazione e la depressione che ci impediscono di muoverci, quindi il consiglio è cercare di recuperare delle energie, perché comunque viviamo in una condizione che appunto ci vuole sempre angosciati, sempre terrorizzati, sempre spaventati dall'idea di poter perdere quello che possiamo. Proviamo invece a fare degli esperimenti, si vive una volta sola, proviamo a vedere che cosa succede. Posso soltanto portare il mio esempio, insomma la mia esperienza. Devo dire che avendo fatto questo esperimento con la mia vita funziona, cioè quando si fanno delle cose, dei gesti coraggiosi, si vive meglio. Vivere spaventati anche all'idea di avere un'opinione diversa da quella che la televisione ti dice di avere, significa condannarsi a vivere con uno stato vitale molto basso, spenti. Io ho fatto teatro da quando avevo 20 anni e posso testimoniare che il pubblico è cambiato radicalmente, ma dal punto di vista proprio dell'energia. Cioè fare teatro
nel 90, nel 97, ma anche nel 2000, ma anche fino al 2003 era una cosa diversa che farlo oggi, perché le persone sono davvero... più soddisfazione. No, il pubblico è spento, la gente è spenta, ma ci autospegniamo, cioè ci autospegniamo perché se fossimo accesi dovremmo fare qualcosa. E quindi lo spegnersi diventa appunto una reazione, una cosa che ti impedisce di reagire appunto per paura, ma non ne vale assolutamente la pena. Significa rinunciare, significa che l'energia della nostra vita se la succhia qualcun altro, non soltanto le energie economiche, anche le altre, anche le energie intellettuali, che poi vanno a sostenere, finanziare brutta televisione, brutti libri, brutti personaggi, brutto tutto, brutti giornali, brutti opinionisti. Viviamo solo di squallore. La cultura in questo paese non esiste più, è una cosa inqualificabile. Questa è la verità. Cioè era un paese in cui sempre c'erano... A un certo punto se tu prendi un qualsiasi anno del passato in Italia erano vivi Calvino, Fellini, Moravia, una quantità di Spasolini, una quantità di scrittori, cantautori, musica, cioè era un paese vivacissimo, pieno di scrittori, di registi, di attori, dove si faceva continuamente assemblee, teatro bellissimo anche. Che siamo diventati? Non c'è più niente, e non c'è più niente perché siamo spenti, non c'è più niente perché non c'è il pubblico per vedere, per assistere a qualcosa che faccia anche minimamente riflettere, perché siamo talmente angosciati e terrorizzati che non ce la facciamo a stare soli con noi stessi, e quindi non c'è più bisogno della censura, perché è il pubblico che ti supplica per favore di non farlo pensare, non ci fate pensare. La gente dice io devo staccare la spina, ma quando mai la attacchiamo sta spina? Al lavoro non devi pensare, poi finisci di lavorare e non vuoi più pensare. Poi guardi la televisione e non devi pensare. Quando vai al cinema non devi pensare. Non c'è più una persona che fa un lavoro intelligente, non sa più per chi lo fa. Onestamente. E il pubblico che si riduce a questo stadio diventa un pubblico di gente malata alla fine, perché le psicosi in Italia sono tante. Cioè la depressione in Italia ha raggiunto dei livelli altissimi dal punto di vista percentuale. Non capisco perché si debba scegliere di fare questa vita, perché se no che fai? Ti becchi una querela, perdi il cioè voglio dire, le difficoltà si affrontano, quando si perde invece la salute mentale, spirituale, è assai più complicato ritrovarla. Sabina ha detto che siamo spenti. Sei d'accordo con lei? Siamo spenti, siamo in pausa? No, niente. Sì, io prevalentemente sono d'accordo. Siamo spenti, siamo demotivati, però sono un po' fissatino anch'io. Io penso che, parlando prima di politica, se la gente sapesse la verità, ma non su De Luca, la verità su chi ha ucciso i nostri eroi. Perché io una cosa che ho notato in tutta Italia, perché giro un po' l'Italia, che Falcone e Borsellino, a volte i ragazzi non sanno manco chi sono, però nella stragrande maggioranza del popolo italiano, da Trieste fino a Siracusa, hanno impresso nel loro cuore soprattutto Falcone e Borsellino, i quali si trascinano Generale dalla Chiesa, Peppino Impastato, Rocco Chinnici, eccetera, eccetera, eccetera. Ecco, quindi se io sono convinto che se tutto il nostro paese conoscesse la verità di chi sono gli assassini veri dei propri eroi, il nostro paese cambierebbe radicalmente. Perché dico questo? Non perché sono solo un sognatore, ma perché ho delle tracce un po'
sempre che delle tracce che ci indicano determinate indagini anche giornalistiche, oltre a quelle dei magistrati, che siccome il potere è sfacciato, il potere è arrogante, il potere di fronte all'Italia si manifesta mafioso, ha paura di una cosa, il potere. Quando qualcuno, che sia magistrato, attore, giornalista, dottore, papa, cardinale, prete, cittadino, sta scoprendo la verità, sta per smascherare le facce degli assassini dei nostri eroi, si prendono paura. Ora, se il potere ha paura è perché ha delle statistiche matematiche, delle equazioni che noi non abbiamo sulla gente, sul pubblico, come lo chiama Sabina. Quindi la gente, il pubblico, la popolazione potrebbe cambiare secondo queste facce invisibili, e ce lo fanno capire quando, ripeto, determinati magistrati arrivano vicino alla verità, che hanno paura. E quindi io, questo è il mio lavoro, quindi grazie a Dio sono fortunato, faccio quello che mi piace, e se conoscessero la verità, tutta l'Italia, di chi veramente ha portato a morte i nostri eroi e ha costruito, purtroppo, ha creato un paese alla deriva, io penso che ci sarebbe un grande, grandissimo cambiamento. Ed è per questo motivo che, per concludere, il film La trattativa è stato boicottato. Non ne vedo altri motivi dal potere. Chi boicotta un film? Il potere. Chiamiamolo il potere, poi che si rivela attraverso le case di distribuzione, attraverso i grandi mezzi di comunicazione. Quindi perché ha paura il potere di un film? Insomma, alla fine è un documentario. Ma perché il potere ha paura di un magistrato che sta facendo un processo, alla fine tutti vecchi senatori, tutti pensionati, alcuni stanno morendo? Perché hanno paura? Perché hanno paura di una eventuale reazione democratica, civile, una rivoluzione civile vera, un cambiamento vero del popolo, se le loro facce venissero smascherate. Questa è una mia opinione, può essere che mi sbaglio. Ma per questo noi siamo a Palermo, a cercare di smascherare queste facce. Certo, poi sono le gocce, no? Che, certo, poi da lì certo. È logico. Infatti tu prima hai detto che magari i giovani non sanno chi sono Falcone e Borsellino, non siamo qui stasera a caso, perché è una scelta dell'amministrazione di portare avanti un certo tipo anche di informazione, di educazione ai cittadini, tant'è che il piazzale proprio di fronte alla scuola è stato dedicato a Falcone e Borsellino, quindi anche i ragazzi che vanno a scuola, quantomeno, no? Più giovani, si chiederanno chi sono. Sabina, prima di chiudere, un messaggio che vuoi lasciare? Senti, queste domande proprio non le sopporto io. Già mi hai chiesto la situazione politica del messaggio. C'è qualcosa che vuoi dire in particolare? Non è che devi per forza dire un messaggio. Ma se tu fammi una domanda io ti rispondo. C'è qualche domanda che vuoi fare in particolare? In pubblico. No dai, non vale, che vuol dire un messaggio? Allora, lavatevi i denti. Prima di andare a letto. Prima di andare, ci siamo, insomma. Allora, prima di andare a letto io volevo terminare con una frase di Falcone che è stata citata nel film e che mi è piaciuta molto, l'avevo proprio trascritta, perché dice: la mafia non è invincibile, la mafia è un fatto umano e come tutti i fatti umani ha un inizio e avrà anche una fine. E questo direi che è senz'altro un messaggio che ci possiamo, questo no? Il messaggio che è un messaggio, secondo me questo è una frase che Falcone era un uomo molto laico, mazziniano come fede politica, e tornava spesso su era vissuto tra l'altro insieme anche a Borsellino in un quartiere mafioso, la Calza,
quindi era cresciuto accanto ai mafiosi, li conosceva. Un'altra frase che diceva è: i mafiosi sono esseri umani, possono essere simpatici e antipatici come tutti gli esseri umani. Cioè era un modo per demistificare la mafia, cosa che invece noi tuttora facciamo soprattutto attraverso il cinema e la fiction, perché anche dipingerla come appunto con questi cliché, il cattivo e cose, come se fosse un western anziché una cosa che è presente tutti i giorni, che incontriamo tutti i giorni, di qualsiasi cosa ci occupiamo praticamente. Renderla umana significa renderla comprensibile, oltre che mortale, nel senso che evidentemente non è un fenomeno appunto né magico, non ha a che fare con la stregoneria, non ha a che fare con la genetica, è un fenomeno che ha delle ragioni politiche e culturali per cui si manifesta e finisce quando queste ragioni vengono a cadere. Quindi credo che quello che intendesse dire Falcone era questo, appunto, piantiamola di parlarne come se fosse, no? una cosa, un argomento quasi da stregoneria. Non stiamo parlando del diavolo, stiamo parlando di esseri umani, che significa che sono persone che incontri nella vita, non è che le vedi soltanto al cinema o le leggi nei libri, sono persone che incontri continuamente li incontriamo. Questo dobbiamo ficcarci in testa, per questo è importante rappresentarli in un modo più realistico, rappresentare tutti. Per questo ho scelto anche la chiave umoristica nel film, che non è soltanto una questione di alleggerire un argomento pesante, è proprio di poter dare più sfumature ai personaggi, poter dipingere una persona come uno che ha fatto una cosa buona, ma anche magari ha fatto qualche errore anche clamoroso, come uno che può essere anche un soggetto bizzarro come Ciancimino, ma ha anche portato delle prove fondamentali. I mafiosi possono avere scannato 50 persone, ma possono essere persone simpatiche, che hanno senso dell'umorismo e hanno anche un'umanità, come nel caso di Spatuzza, capaci di provare sentimenti anche più profondi di quelli che non hanno ammazzato nessuno. Questa è, cioè, riportare le cose alla vita significa renderle comprensibili, conoscibili e quindi modificabili. Mistificarle e raccontarle come se fossimo appunto alla presenza di un presepe anziché di una cosa che ci riguarda significa non voler cambiare. Grazie. Vuoi commentare anche tu la frase che ho letto di Falcone che prima ascoltato prima di salutare? Sì, io credo che sia la verità, finirà prima o poi questo fenomeno, anche se a volte a me piace ripetere la frase di un grande poeta che io ho conosciuto, a volte mi sembra un'utopia questa, però l'utopia è anche bella. Appunto diceva il poeta Edoardo Galeano, che io ho conosciuto in Uruguay, quando gli studenti gli chiedevano a lei che cos'è l'utopia. È l'orizzonte che tu vedi, cammini ma non lo raggiungi mai, e quindi più cammini, più corri, più l'orizzonte si allontana, però lo vedi, e quindi a che cosa serve? A camminare, a non restare fermo. Grazie. Su questa frase ci salutiamo, grazie a Sabina Guzzanti, grazie al dottor Bongiovalni e buonanotte a tutti, grazie. Allora, almeno senza le cavate. Allora, almeno senza le cavate.